Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane. Sono in un luogo storico e particolarmente caro non solo al San Donatese ma all'intero Veneto. Sono nella centrale del latte di Caposile, nata nel 1933, oggi protagonista di una nuova storia. A raccontarcela il presidente della latteria di Soligo, Lorenzo Bruniera. Buongiorno, benvenuto. Allora, oggi una grande novità, presentate al mercato, al mondo, iniziamo con il mercato italiano, un nuovissimo prodotto. Di che si tratta? È il prodotto del Lattosato Plus. Questo è primo in assoluto in Italia con l'aggiunta di fermenti lattici. Si cerca in qualche modo di intercettare sempre di più le necessità del consumatore, ma anche di guardare ai dipendenti, al reddito delle imprese e ad un'azienda che intende crescere in sinergia con, ad esempio, oggi c'era l'università e quindi ricerca e innovazione. Se nel territorio noi lavoriamo, noi produciamo, noi riusciamo anche a essere compatibili con il territorio, ma essere anche forti con la concorrenza. Se noi facciamo tutto questo, daremo ai nostri giovani futuro, perché quello che io cerco di pensare sempre è per i giovani, che noi abbiamo l'obbligo di lasciare ai nostri giovani non solo sogni, ma anche qualcosa di realtà e che possano pensare per il loro futuro. Abbiamo pensato allora al consumatore, per dare un prodotto digeribile, un buon prodotto, ma pensiamo anche di poter continuare a lavorare su questo territorio. Io ringrazio i miei dipendenti che qui da sempre hanno creduto e credono nella trasformazione, nella lavorazione del latte. Presidente, noi la ringraziamo per essere stato con noi, andiamo a scoprire altre qualità di questo latte che primo e unico in Italia contiene solo lo 0,1% di lattosio. La musica e il teatro per riflettere sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. È l'idea della provincia di Treviso, da sempre molto sensibile a queste tematiche, che ha proposto un incontro dal titolo Conflitti, consensi. Il presidente Leonardo Muraro ci parla del significato della manifestazione. Abbiamo voluto organizzare questa giornata di seminario con uno spettacolo per cambiare quella che è la tipologia di intervento, non solamente parlare ma anche vedere attraverso musica e immagini dei messaggi che vanno contro gli infortuni sul posto di lavoro, ricordare quelle decine e decine di persone che hanno delle invalidità permanenti causa un infortunio sul lavoro, quelle decine di persone che muoiono sui posti di lavoro. La Marca è un territorio all'avanguardia nella prevenzione degli infortuni sul lavoro. La creazione del tavolo provinciale di coordinamento ha permesso di dar vita a sinergie importanti tra i vari attori che operano in questo settore. La Camera di Commercio di Treviso è uno dei soggetti più attivi sul campo della sicurezza. Una riflessione di Giorgio Palesa, componente della Giunta. Non basta fare quello che facciamo, perché poi quando usciamo dalle riunioni, dai convegni, nella strada la gente continua a morire e nei posti di lavoro la gente continua a morire. Ho la sensazione che oggi, per fortuna, facciamo un incontro giusto, mettiamo dentro un po' di arte, di musica, di coinvolgimento culturale. Ma qual è la situazione sul fronte degli infortuni sul lavoro nella Marca? Lo chiediamo al direttore INAIL di Treviso, Antonio Salvati, che ha delle buone notizie da darci. Abbiamo dei dati e vi è una riduzione degli infortuni del 2009 sul 2008 del 10,6%, degli infortuni invece mortali del 12,2% e quindi sostanzialmente anche il 2009 si conferma con un trend positivo. Ed eccoci rientrati dopo aver presentato questo momento importantissimo per il comparto lattiero caseario trevigiano e veneto. Con me i presidenti delle rispettive province, la presidentessa della provincia di Venezia Francesca Zaccariotto e il presidente della provincia di Treviso Leonardo Muraro. Iniziamo con la padrona di casa, perché anche sindaco di San Donà di Piave. Una centrale, quella del latte di Caposile, che è cresciuta, che è storica, quindi fa parte della storia del territorio, che si è specializzata nella produzione di latti speciali
speciali e che oggi va incontro al futuro in maniera decisamente molto forte. Sì, ma anche un'azienda che è stata lungimirante, nel senso che anche nei momenti di grandi decisioni ha saputo investire in quella che è l'innovazione, la tecnologia e la ricerca, e quindi lavorare assieme ad altre istituzioni e come in questo caso con l'università, come con Veneto Agricoltura, ha fatto sì che si potesse offrire al mercato un prodotto che il mercato richiede e quindi che sia in linea con quelli che sono i problemi legati alla dieta, legati alla tolleranza, e quindi nel distinguersi non solo con un'offerta coerente, continua anche a differenziarsi per la qualità e quindi per il Made in Italy. Ecco, Presidente Muraro, un'azienda che ha la testa a Treviso, un'azienda che ha sempre investito molto sul territorio, non lo ha mai abbandonato e con questa operazione conta di salvaguardare la redditività delle imprese agricole. Oggi viene presentato un nuovo brand qui a Caposile, è una grande, credo, opportunità anche commerciale. Produrre questo nuovo prodotto ad alta digeribilità è un nuovo prodotto per il mercato stesso, ma credo che la cosa bella è da evidenziare. Io ricordo tanti anni fa, quando andavo a Jesolo, da giovane spensierato, era un punto di fermata per tutti gli amici. Noi ci fermavamo qua a mangiare il gelato alla panna, il gelato fatto con i prodotti caseari, la mattonella, la famosa mattonella. Oggi credo ci sia la possibilità, e questo ho chiesto al Presidente Lorenzo Bruniera, di poter veramente riaprire un punto dove passano milioni di turisti ogni giorno, un punto dove c'è il Parco del Sile che si può abbinare prodotti ecologici di qualità, Parco del Sile e turismo iesolano. Una grande opportunità per la Soligo, in bocca al lupo alla Soligo stessa. In bocca al lupo alla Soligo, in bocca al lupo anche ai dipendenti che in questa realtà hanno creduto. Questo risultato io credo che la Soligo lo debba soprattutto a chi porta la maglietta Soligo, perché tutte le mattine si reca a lavorare. Io ringrazio i presidenti per le belle parole, ci vediamo il prossimo servizio di Cronache Trevigiane e poi andremo a scoprire con l'assessore Manzato anche quando potremo acquistare questo latte speciale. Una mano per la ripresa. È questo il titolo del convegno dedicato alle piccole e medie imprese organizzato da Credito Trevigiano, la banca del territorio. Idee, soluzioni ed opportunità sono state illustrate da esperti del settore finanziario ed economico. Credito Trevigiano, sempre vicino alle aziende della marca, vuole fornire servizi innovativi e all'avanguardia per far ripartire il motore della nostra economia. Ai nostri microfoni il direttore Umberto Longo. Storicamente i clienti che si rivolgono al credito cooperativo si rivolgono alle BCC prevalentemente per richiesta di mutui, di finanziamenti, e questo è il percorso che noi stiamo cercando anche forzatamente di superare, non essere più soltanto la banca del mutuo e del finanziamento di ultima istanza, ma piuttosto la banca dei servizi che accompagna l'impresa sempre di più verso nuove attività che tradizionalmente invece venivano richieste appunto dalle aziende ai grandi gruppi bancari. Il vicepresidente del Credito Trevigiano Roberto Dussin punta deciso su una maggiore apertura delle nostre imprese verso i mercati internazionali. Il Credito Trevigiano, guardando oltre il proprio territorio, per dare una mano veramente alle imprese, per cercare nuovi mercati e dare una mano sui mercati nuovi e emergenti alle imprese del territorio che ne hanno bisogno. Per le imprese del territorio non bisogna essere accompagnate verso questi mercati, accompagnate col sistema bancario, quello che ci compete a noi. Una crisi che si è fatta e si fa sentire, ma che è stata subito combattuta con gli strumenti giusti dal Credito Trevigiano, banca cooperativa che vive in simbiosi col proprio territorio. Ecco una riflessione di Antonio Dorella, vice direttore del centro cooperativo. Le banche di credito cooperativo in particolare hanno fattivamente sostenuto il credito delle imprese, delle microimprese, soprattutto delle imprese artigiane e non solo. Il ruolo, tra l'altro, in sinergia con le cooperative di garanzia che hanno ulteriormente favorito l'accesso al credito è stato un ruolo decisamente importante per la ripresa dell'economia.